Buongiorno a tutti, ben trovati, appuntamento con GP On Air Attualità. Siamo arrivati alla puntata, mi pare di ricordare il numero 44, addirittura 44-45, ho perso quasi il conto, dovrebbe essere 44, con tanti temi anche quest'oggi da affrontare. Intanto la Sardegna che si risveglia, mi piace chiamarla così perché a Gavoi, dove si fa un bellissimo festival letterario ma anche un festival poetico durante una stagione diversa, si sta cercando di ricominciare, spostando quella che viene chiamata invasione poetica. Praticamente si tratta di tanti poeti che si ritrovano nel magico paese che sta vicino al lago e vicino in mezzo alle montagne, veramente molto molto bello Gavoi, dove appunto ci sarà questa invasione poetica in questo weekend che sta per arrivare e si riprenderà insomma con queste feste, con questi incontri, chiaramente tutto rispettando quelli che sono i termini, ma intanto dando un segno di vita e cercando anche di rivitalizzare il turismo, un turismo interno che non ha i grandi numeri delle coste, ma che comunque d'estate continua a avere la sua nicchia, il suo giro, il suo target, che comunque si adopera per poter essere soddisfatto. Poi rimarremo nell'ambito turistico per parlare con Marco Murtas, che oltre a essere lui stesso un operatore turistico perché ha delle strutture ricettive alla Marina di Cagliari, è anche un consulente, quindi ci parla un po' di quello che può essere il turismo quest'anno, di come piano piano sta decollando anche in città e di quelle che possono essere sperimentazioni utili a essere più attenti anche al pacchetto offerta. La Sardegna è talmente bella che molte volte non ha mai pensato di arricchire ulteriormente, stavolta invece per richiamare in poco tempo tanta gente sta cercando anche delle soluzioni che magari possono essere utili per essere conservate anche in futuro. E concluderemo con il solito contributo della redazione di GP Report. Stavolta tocca a Daniela Cadeddu, che ci parlerà purtroppo di un episodio che non è un episodio costruttivo, l'aggressione alla paralimpica di basket Beatrice Ion, e ci parlerà appunto di questa che è l'aggressione razzista che ha subito, e rifletteremo insomma su temi che di questi tempi veramente sembrano essere quasi anacronistici, ma che purtroppo ritornano spesso d'attualità. Tutto questo tra poco. A GP On Air Attualità si parla di poesia, finalmente si riparla di poesia e non potevamo parlare o riprendere a parlare di poesia legando la poesia appunto a Gavoi, che è un po' il fulcro della letteratura sarda, almeno in questi ultimi anni, con le sue giornate dedicate appunto ai libri e alla letteratura. Ne parliamo con il vice sindaco di Gavoi, Enrico Mura. Ben trovato vice sindaco. Buonasera a tutti voi. Invasione poetica si chiama la manifestazione, insomma non si vedeva l'ora di poter riprendere il dialogo con la letteratura per promuovere un centro veramente meraviglioso, uno dei borghi più belli che abbiamo in Sardegna. Sì, per quanto riguarda Invasione poetica, che quest'anno si svolgerà il prossimo fine settimana, da venerdì 17 fino a domenica 19 luglio, si tratta della quinta edizione, una quinta edizione sicuramente inedita, una versione estiva, visto che le altre 4 precedenti si svolgevano nella prima decade di maggio, quindi in questo scorcio d'estate si recupera ciò che si era perso durante la quarantena. Si recupera nel tentativo di far riprendere la vita normale. Come sta reagendo Gavoi, insomma, a quello che è un periodo di chiusura e, se vogliamo, a un lungo periodo di promozione del proprio centro che ha portato la Barbagia al centro del mondo, dell'attenzione generale?
Non è stato sicuramente semplice. Noi durante questo periodo non siamo dati per vinti, abbiamo cercato, nonostante le grandi difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia, abbiamo cercato di costruire un grande lavoro collettivo che vede coinvolti noi amministratori, la Commissione di Democrazia Partecipativa, Cultura e Identità, l'Associazione Prociva Arci, Sardegna Poetry Slam. Questo evento culturale, il primo evento culturale dal vivo dopo la quarantena e l'isolamento forzato. Alla poesia è chiesto di uscire dai suoi luoghi canonici, appunto di invadere, sfatando ogni pregiudizio su questa forma d'arte, le strade, i bar, le piazze. Infatti la nostra idea, soggetto che è protagonista del nostro evento, è che si introduce in luoghi non consoni per la poesia, che sono i nostri bar, dove diversi autori, naturalmente non verrà fatta quest'anno all'interno ma all'esterno dei locali stessi, quindi nelle piazze, nelle vie con la consueta distanza, l'uso della mascherina e quant'altro, e saranno spazi dedicati a una poesia detta, recitata, letta, performata e naturalmente agita. Ci affidiamo alla poesia, alla parola e al senso di questa e al suo potere creativo e catartico, che dall'azione poetica si cerca una sorta di una spinta alla ricostruzione di un futuro che ancora non c'è, ci si affida per superare al meglio le incognite che verranno. Gavoi è un centro che anche d'estate richiama tanti turisti, il lago riesce a essere un'attrattiva, è un posto di respiro, di riposo, di recupero anche delle energie. Effettivamente questo è anche un tentativo di rilanciare forse quel turismo che anche a Gavoi suppongo abbia subito una certa botta. Assolutamente sì, sta riprendendo molto lentamente il nostro turismo, il nostro lago, la nostra montagna non ha sicuramente gli stessi numeri delle nostre splendide coste, ma è altrettanto meraviglioso e accoglie i turisti con una scansione differente. Ora si stanno rivedendo turisti di ogni parte, tra l'altro, soprattutto in turismo interno, però ho avuto modo di incontrare diversi turisti, come li chiamiamo noi, continentali, che dalle coste si affacciano all'interno della Sardegna e godono delle attrattive del nostro territorio. Il Lagos in primis, abbiamo a fine agosto, inizi di settembre abbiamo già calendarizzato 3-4 importanti eventi sportivi che richiamano le persone a un uso differente, o sicuramente non consono fino a qualche anno fa delle nostre acque del lago, cioè la canoa. Avremo il secondo triathlon in Argentu nella prima decade di settembre, gare di nuoto e gare di triathlon anche per i bambini. Interessantissimo anche questo. Quindi cultura, sport, insomma, si cerca di rivivere. Buona cucina, mi permetto di aggiungere, musica, i cori, ci sono. Va assolutamente di pari passo. La nostra ristorazione, la nostra gastronomia è a livello molto alto, di questo possiamo serenamente vantarci. Chi saranno gli invasori, i poeti invasori di questo fine settimana? I poeti invasori, allora noi cominceremo rispetto alle precedenti edizioni di Invasione Poetica con un evento inedito. Apriremo con una gara di poesia estemporanea in sardo, che vedrà accompagnati da su concorso de Gavoi i poeti estemporanei Alessandro Arca di Silanus e Nicola Farina di Orgosolo. Precedentemente alla invasione poetica, alla gara poetica, ci sarà l'inaugurazione di una mostra, Sa Poetica Invasione, del fotografo
Francesco Merè, un Ottosiesco, che ha immortalato le immagini degli anni precedenti e abbelliranno una parte dei muri lungo la via Roma. Poi ci sarà il poeta e performer Sergio Garau, che noi abbiamo conosciuto come maestro di cerimonie, ma presidente anche di Poetry Slam Sardegna, con lo spettacolo alle 17:30 di Rimpetto al bar Saarrela, nella via principale, con uno spettacolo dal vivo che ha come titolo Io Game Over. Successivamente, sempre il sabato sera alle 19, ci si sposta sulle rive del lago, nell'hotel Savalasa, per il quinto Barbagia Poetry Slam, che è una sfida poetica valida per le qualificazioni alle finali regionali LIPS, con un ospite speciale che si chiama Caterina Wenti, una performer austriaca, campionessa pluripremiata, che ha fatto il giro del mondo con i suoi versi. Ci sarà la maestra di cerimonie Valentina Locche, il notaio Giovanni Salis e le musiche che saranno a cura della trombettista Ersilia Prosperi. La domenica pomeriggio, per evitare le ore assolate calde della mattina, a pomeriggio alle 18:30, sempre nella via principale, di Rimpetto al bar Anco Franca, ci sarà un aperitivo poetico, la prima volta che la invasione poetica incontra la narrativa, anche se di un certo tipo. Ci sarà un reading, presentazione del libro La morte si nasconde negli orologi di Emiliano Deiana, sindaco di Boltigiaras, presidente di ANCI Sardegna, che ha il suo esordio con un romanzo che è invaso da un linguaggio da figure poetiche. Si chiude alle 21:30, sempre nella via principale, via Roma, di Rimpetto al bar Cursal, Staforta, con uno spettacolo performance di poesia-azione che ha come titolo Ultimo bombardamento del francese Serge Pays e della gavoese Chiara Mulas. Serge Pays è il rappresentante della poesia d'azione internazionale, è stato poeta visivo, inventore di marche internazionali della poesia, docente universitario nella facoltà di lettere moderne e estetica dell'Università Jean Gelou II di Tolosa. Insomma, abbiamo un parterre di roi, sì, come dice Sergio Pei. Non abbiamo che da invadere Gavoi. Grazie Vice Sindaco Enrico Mura, in bocca al lupo per la manifestazione e vediamo di andarci un po' tutti a invadere il territorio. Vi aspettiamo. Grazie, buona serata. Buona serata. A GP On Air si parla ancora una volta di strutture ricettive. Oggi lo facciamo con Marco Murtas, che oltre a essere un operatore perché ha le sue strutture alla Marina di Cagliari, c'è da dire che è anche un consulente Oreca per tentare di affrontare questo periodo, un periodo certamente complicato. Siete stati lasciati un po' soli, vero Marco? Buongiorno. Ciao, buongiorno Vittorio e grazie per avermi ospitato questa telefonata. Sì, diciamo che siamo stati lasciati un pochino soli, è vero, il settore turistico ricettivo sicuramente è stato vittima un pochino in maniera più importante di questo post pandemia Covid, diciamo. Strategie, cosa state adottando per tentare di salvare la mezza stagione che rimane e soprattutto cosa si pensa per il futuro per poter ovviare comunque a quello che è un danno che va compensato, chiaramente? Guarda Vittorio, ti dico, strategie sono state veramente tante. Io oggi, grazie a Dio, grazie anche al lavoro, come hai detto tu, da consulente che ormai faccio da anni, ci siamo subito adoperati un pochino ad applicare diverse strategie legate comunque sia a delle strategie di marketing volte ad attrarre più che altro un turismo locale, quindi ovviamente nel periodo nel quale appunto non era possibile ricevere turisti
oltre il mare, oltre la nostra isola. Abbiamo adottato delle strategie di marketing relative all'aumento di un afflusso turistico, diciamo, dell'isola. Ovvio è che ti dico, diciamo, che da un po' di tempo a questa parte, dopo che, diciamo, hanno permesso un pochino di più, con più flessibilità i voli, i turisti sono nettamente meno rispetto agli altri anni, però, diciamo, qualcosa sta sicuramente migliorando. È ovvio che un pochino abbiamo dovuto riadattare quello che era il nostro modello di business, sono cambiati un pochino le strategie, i canali di vendita, sono cambiati un bel po' di cose, diciamo, no? Sì. Solamente Sardegna oppure comunque c'è una moltiplicazione ora? Col passare dei giorni quasi sembra che il passaparola sia la strategia comunicativa che funziona di più, e in questo senso probabilmente chi poteva aiutare il settore non ha fatto una vera e propria campagna per tentare di recuperare immediatamente quelli che erano i potenziali clienti. Sì, guarda, ti dico, allora io sono del parere che io sono appassionato e un amante del marketing, ti dico, il passaparola rimane sempre l'arma migliore. È ovvio che in momenti come quelli che stiamo vivendo adesso, tra virgolette, il passaparola sicuramente è un'arma fantastica. Ti dico, è ovvio che per aumentare un pochino quello che è l'afflusso anche di clienti all'interno delle strutture ricettive, sicuramente se prima, diciamo, eravamo un pochino, ma questo vuole essere, lo metto tra virgolette, un pochino più viziati, diciamo, da un turismo che nel periodo estivo era quasi scontato, ok? Diciamo che adesso il cliente deve andare un pochino a prenderlo, quindi è cambiato un pochino la concezione. Ti dico, il passaparola è importante perché sicuramente oggi le persone dal punto di vista dei viaggi non sono spinte, diciamo, in prima persona a viaggiare, a fare le vacanze, perché comunque sia ancora tante persone hanno paura, o comunque sia questo periodo di Covid che ha tenuto tante persone a casa e non hanno potuto lavorare, ovviamente anche la disponibilità economica è variata. È ovvio che quindi noi albergatori da un certo punto di vista dobbiamo essere un pochino più flessibili nella proposta. Se prima in Sardegna comunque sia le tariffe per alloggiare erano tariffe, diciamo, un pochino importanti e elevate, oggi se si vuole attrarre clienti bisogna riadattare un pochino la proposta, che deve essere una proposta più adatta a un turismo italiano, comunque sia sardo, locale, come ti dicevo prima, adattare anche delle tariffe che siano più accessibili per cercare di compensare, diciamo, questo disastro economico, no? Quanto si fa territorio per riuscire ad avere una proposta varia? Che ne so, parlando di Cagliari, se tu alloggi a Cagliari, uno è avere la possibilità di andare solo al mare, uno è magari avere anche la possibilità durante il giorno, fino alla sera, di poter usufruire di quelli che i richiami culturali Cagliari può accendere, perché non sono pochi. Non essendoci spettacoli, forse bisognerebbe valorizzare di più tutte le risorse storiche e culturali. Guarda, su questo, Vittorio, ti do pienamente ragione. Sicuramente la Sardegna ha una cosa che deve migliorare tantissimo, è proprio la parte legata ai servizi, legata magari all'organizzazione degli eventi e quant'altro. Ovvio che adesso, in un momento come quello che stiamo vivendo oggi, è nettamente più difficile. Dall'altra parte, ripeto, io sono sempre, ragiono sempre in maniera un pochettino proattiva. Nel senso che cerco di capire un pochino quali sono le soluzioni che magari noi imprenditori in questo caso possiamo dare ai nostri clienti per cercare di favorire il turismo a prescindere da queste difficoltà, perché purtroppo ora come ora possiamo fare ben poco per governarle. Ti dico, sicuramente quando ti dicevo prima legato alla cura del cliente, no? La cura del cliente oggi, che è sempre stata fondamentale, però oggi, mentre prima era fondamentale ma veniva tra virgolette aiutata anche da una condizione di normalità, oggi vedendo la situazione nella quale stiamo trovando, è ovvio che un cliente, un turista che viene qui, bisogna aiutarlo a passare una bella esperienza, privo di tutti quelli che sono magari anche i servizi che oggi si trovano. Io faccio degli esempi.
adesso le compagnie di auto noleggio oggi hanno un parco auto che è nettamente ridotto, quindi delle volte ci sta capitando magari di avere dei turisti che vogliono affittare l'auto ma non trovano auto, e quindi questo potrebbe compromettere un servizio negli spostamenti. Le difficoltà sono tante, è ovvio che bisogna darsi da fare per cercare di trovare delle soluzioni alternative. Io cosa intendo per soluzioni alternative? Creare partnership con altre aziende del territorio, creare partnership tra albergatori, creare partnership tra albergatori e ristoratori, tra aziende che possono collaborare tra loro. Sicuramente il turismo in questo caso qua, tra luglio e agosto, sarà fortemente agevolato, magari maggiormente, anche se per fortemente agevolato metto sempre le mani avanti, perché non sarà mai come l'anno scorso. Per le strutture turistiche è un pochino più complicato, però sicuramente ne beneficeranno maggiormente gli hotel e le strutture ricettive che si trovano vicino al mare, per un turismo balneare che quindi magari non richiede grossissimi servizi, ma sicuramente loro saranno più avvantaggiati. Va bene, speriamo che possa essere anche una lezione per il futuro, perché ad esempio io non ho mai visto a Cagliari aprire i monumenti la notte, ad esempio, quando è possibile magari usufruirne, i musei la notte, che sarebbe una cosa anche particolare. Si è pensato spesso ai negozi, allo shopping sotto le stelle, però mai si è pensato a richiamare, chiaramente in prospettiva futura, il turista verso il capoluogo, offrendo anche la possibilità di usufruire di servizi che invece abitualmente sono aperti durante il giorno. Speriamo che possa essere anche questo un motivo di riflessione. Verissimo. Ti ringrazio, Marco, dell'intervento. Dimmi pure. No, dicevo, guarda, un'altra cosa, oltre che appunto anche l'apertura di monumenti, potrebbe essere anche il fatto dei trasporti. Faccio un esempio, certo. In una condizione di normalità, magari delle volte anche un cliente o un turista che magari si trova qua a Cagliari e magari vuole andare a visitare la parte storica di Barumi, quindi dei Nuraghi, trova oggi delle difficoltà con i trasporti. Quindi sicuramente, come dici tu, sia da un punto di vista di servizi culturali, ma anche dall'altra parte di logistica e quindi di trasporti, sicuramente ci dobbiamo mettere pesantemente in discussione e migliorare tantissimo. Sì, peraltro c'è tutto da fare. Sì, peraltro hai citato Barumini, che proprio aveva un progetto che penso abbia concluso in questi giorni, che era quello di illuminare la reggia nuragica anche durante la notte, insomma, per favorire le visite. E chiaramente esatto, sì. Degli alberghi potrebbero anche avere delle navette apposite per facilitare queste visite e queste opportunità. Ti ringrazio, Marco, buon lavoro, magari ci sentiamo più avanti in questa stagione per capire poi cosa è successo nei 2 mesi che sono alle porte. Grazie. Assolutamente, volentieri. Grazie a te, Vittorio. Un abbraccio. Buon lavoro, ciao. Abbiamo con noi il solito spazio dedicato alla redazione di GP Report, quest'oggi Daniela Cadetu. Buongiorno Daniela. Buongiorno Vittorio, grazie per lo spazio. Il tema purtroppo non è così simpatico, però è vero che è piacevole parlare con te, però vorremmo parlare di altre cose e non di questo. Qual è l'argomento che ci porti? Presentacelo. Assolutamente un argomento spinoso, perché saremo tutti migliori dopo la pandemia è una frase farlocca. Parliamo di un'aggressione subita da una ragazza, un'atleta paralimpica, Beatrice Ion. L'aggressione è di circa una settimana fa, un fatto accaduto giovedì scorso, è reso pubblico proprio dall'interessata con un post sui social, che poi ovviamente ha dato il via a varie comunicazioni da parte di chi ovviamente si è schierato, utilizziamo questo termine, dalla sua parte, ma non dovrebbe neanche essere necessario. I fatti sono questi: Beatrice Ion è una ragazza di 23 anni di origini rumene, residente in Italia da ormai 16 anni con la sua famiglia, e
vittima appunto di insulti e di un'aggressione a causa di un parcheggio a detta di un bifolco occupato ingiustamente in quanto disabile, perché un'altra colpa di Beatrice, che oltre ad essere di origini rumene è anche appunto disabile, e purtroppo ecco, questo fatto ci dà è segno del fatto che il razzismo non è una malattia debellata in Italia, Vittorio. Sì, cioè questa cultura questa paura del diverso, cioè sembra veramente che tutto debba essere omologato a un sistema che vorrebbe che fosse stabilito, chiamiamola dal proprietario di una nazionalità che poi di fatto proprietario non è, perché tutti quanti siamo cittadini del mondo. Secondo me il problema maggiore si crea quando la gente non conosce altre culture, quando non conosce altre situazioni. Ti voglio sottolineare quel che ha detto Luca Pancalli, il presidente della Federazione Paralimpica, che dice probabilmente un mese di recupero sociale o comunque di prestazione di volontariato all'interno di una struttura per paralimpici probabilmente farebbe cambiare idea alla persona. Tu sei convinto basterebbe questo? Tu sei convinta di questo? Ma ti dico, su soggetti di questo tipo non penso basterebbe, perché per arrivare a compiere un atto di questo tipo c'è la profonda convinzione della superiorità rispetto, come dici tu, a tutto ciò che è diverso da noi. Qui parliamo di una ragazza che dai post che leggo è corsa a giustificare quasi la sua presenza e la sua disabilità. La cosa più vergognosa è questa: una famiglia che con una figlia di 7 anni si reca in Italia per farle avere le cure migliori, perché Beatrice è stata colpita da poliomielite quando aveva solo 3 mesi, e fino ai 7 anni la madre ha dovuto trasportarla con un semplice passeggino, perché in Romania non avevano neanche la carrozzina a disposizione. A 7 anni viene poi portata con grande sacrificio dai genitori in Italia per ricevere le cure migliori a Roma, e da lì poi la famiglia, con grande dignità e grande impegno, ha sempre lavorato per garantire un'ottima qualità di vita alla figlia, che con grande impegno si è guadagnata un posto addirittura nella nazionale di basket in carrozzina, e che oltretutto porta avanti anche gli studi all'università. Quindi una ragazza che non si è arresa davanti alla propria disabilità e che sta ottenendo grandi risultati. La cosa che ritengo sia sconvolgente è il fatto che la disabilità e la provenienza geografica differente rispetto alla nostra debba essere giustificata, come se ancora debba essere vista come una colpa. La disabilità purtroppo è un qualcosa che colpisce senza guardare la carta d'identità. Le malattie arrivano certo non a richiesta dell'interessato, e in questo caso vediamo come chi è colpito dalla malattia deve portare su di sé il peso dell'ignoranza e quasi portare come una vergogna giustificare questa esperienza. Ecco, questo credo sia la parte più vergognosa. Assolutamente sì. Peraltro aggiungo che a Roma c'è uno dei centri che, per quanto riguarda proprio chi smette di poter, i disabili che non riescono più a deambulare, è specializzato nel recupero, che è parallelo alla via dello sport. Cioè noi abbiamo molti campioni paralimpici che in seguito ad incidenti si sono rivolti poi a questi centri che ci sono a Roma, e nella terapia di recupero è prevista proprio la partecipazione alle attività paralimpiche. L'attività paralimpica, l'attività sportiva, è nata proprio per assecondare, per aiutare, per dare ulteriore stimolo proprio al recupero psicologico, soprattutto anche di persone che perdono poi la capacità di deambulare nel corso degli anni. Mi viene in mente Carmelo Addaris, che è uno dei nostri campioni paralimpici, che chiaramente è stato curato da quelle parti, e proprio in questi centri ha avviato la sua attività anche da sportivo, ottenendo poi grandissimi risultati. Quindi l'ignoranza è tripla, perché in questo caso non si capisce veramente quanto è importante
che ci siano delle strutture così attrezzate. Assolutamente, Vittorio. Lo sport sicuramente non solo per le figure direttamente coinvolte in questo caso, perché per chi colpito da disabilità sicuramente è una spinta ulteriore non solo per recuperare la mobilità, ma per far parte di un gioco di squadra che è superiore alla malattia, per rimanere in contesti sociali sani, perché lo sport dovrebbe essere questo, dovrebbe essere spirito di aggregazione e dovrebbe essere sempre portatore di valori importanti. La parola sport nasce dal termine, etimologicamente significa divertimento, e divertimento vuol dire divergere, cambiare, fare qualcosa di diverso rispetto al solito. Quindi per assurdo lo sport è già essere diversi, è già tentare di fare qualcosa di diverso, porta con sé proprio è diverso per assurdo, si associa nello sviluppo della parola a divertimento. In questo caso invece il diverso porta dei drammi, è quasi un paradosso. Una parte che mi preoccupa fortemente, al di là dell'aggressore inqualificabile, sono le figure che non hanno reagito davanti all'aggressione nei confronti di questa ragazza e della madre. È dovuto intervenire il padre al rientro da una passeggiata, che si è poi ritrovato con uno zigomo fratturato e alcuni giorni di ricovero. L'aggressore sicuramente è incommentabile, ma mi preoccupano veramente tanto le persone che sono rimaste in silenzio a guardare un fatto di questo tipo. È sintomo del fatto che viene reputato normale. Questo... C'è anche paura, Daniela, non so, in questo caso mi sento non di giustificare, ma di comprendere che molte volte non sai mai quando incroci, perché poi istintivamente uno che ce l'ha nel sangue non sta a valutare i pericoli che ci sono nel difendere qualcuno che sta male, però c'è anche da dire che non sai mai con chi ti rapporti quando sei per strada, e questo porta anche della paura. Questo è vero. Però, ripeto, mi dà da pensare il fatto che questa ragazza abbia dovuto sfoderare tutto il suo curriculum per far capire che lei ha diritto a vivere... No, che meritava il rispetto, semplicemente, che meritava il rispetto. È triste. Esatto. Daniela, io ti ringrazio, hai portato veramente un bel tema che va affrontato, sul quale è necessario riflettere, speriamo che sia stato uno spunto anche per i nostri ascoltatori. Grazie Daniela e buon lavoro. Grazie a te Vittorio, buona giornata. Anche a te. È tutto per oggi per quanto riguarda GP On Air Attualità. L'appuntamento è rinnovato per venerdì, sempre a questa ora su Radio Supersound alle ore 12. Mi raccomando, puntuali. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.